E si leggeva in questi giorni di una centrale a biomasse che dovrebbe sorgere a Lugugnana. Com'è la situazione lì adesso? Sì, notizia proprio di oggi, di sabato, dai giornali, che la Regione avrebbe dato un assenso alla realizzazione della centrale a biomasse lugugnana. Io, da uomo di destra quale sono, non mi vergogno, non sono imbarazzato nel dire che sono contrario alle centrali a biomassa, questo potrà essere uno scoop per gli avversari o per i miei stessi amici di partito, però io, da uomo di destra, non posso non avere il coraggio di dire che abbiamo già dato Lugugnana, ha già dato moltissimo credo in passato, e credo che siamo già immersi nella pianura padana, dove c'è un'alta concentrazione di inquinamenti, qui tanto per sintetizzare, e non avremo bisogno di altre centrali, considerato che non è solo quella che verrà realizzata a Lugugnana, ma quella che verrà realizzata a Villanova, quella che verrà realizzata a Latisana, forse si parla di Cinto, insomma poi dopo, una volta, si sa benissimo che la mia paura è che una volta dato il via ad una centrale ne sorgeranno tante come i funghi, e noi dopo, ovviamente, a parte dicono i benefici, indotto eccetera, che dove ci sono già in funzione alcune centrali a biomassa in Italia eccetera, non mi pare che ci sia stato tutto questo indotto intorno a queste centrali, no? Già almeno l'esperienza Addirittura dicevano, scusa se ti interrompo, che addirittura alcune centrali a biomasse in regione Friuli Venezia Giulia sono state addirittura chiuse per motivi economici. Quindi allora non c'è proprio tutto questa necessità, diciamo, di centrali. È un palliativo, sembrerebbe quasi una cosa provvisoria, ma che a lungo andare poi non rende. Guarda, io non voglio entrare proprio diciamo, nel merito, io so soltanto che ho passato 2 mesi, giorno e notte, a studiare l'argomento. Mi sono informato, ho usato tutti i mezzi di informazione possibili e immaginabili per informarmi quindi io non sono uno che dice no centrale per un preconcetto politico. Io dico no alla centrale perché ci ho studiato sopra, perché mi sono reso conto che i vantaggi sono più le speculazioni e il denaro che poi in realtà quello che viene fuori da queste centrali, senza contare appunto che il danno che è la salute. Anzi, io ci terrei a dire che la zona est, che mi pregio di rappresentare in questa intervista, ha bisogno di un consigliere comunale forte, un consigliere comunale che ha bisogno di avere l'appoggio dei cittadini per lottare, per chiedere a gran voce invece una grande attenzione per la salute, quindi per la salubrità dell'ambiente, acqua, suolo e aria. Quindi questo è molto importante. Spesso si sente dire che i giovani sono lontani dalla politica, c'è una difficoltà, diciamo, di avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione. Ti lancio una provocazione: se venisse introdotto in uno statuto comunale il fatto che un consigliere comunale può essere eletto al massimo 2 volte e basta, ti troverebbe d'accordo oppure no? Secondo me è fondamentale il ricambio generazionale in politica. Io sono per i giovani, ovviamente intesi anche, perché per giovani si può intendere, scusatemi la presunzione, ma anche la mia età. Io ho 49 anni, quindi insomma tutto sommato mi considero e sono credo giovane, però anche più giovani, perché no? Il ricambio generazionale in politica secondo me è fondamentale, perché, come nel mio caso, il nuovo, il giovane, è portatore di idee, di passione, di entusiasmo, cosa che secondo me l'anziano, diciamo, in politica ormai ha, diciamo, un po' perso, e credo che fa parte della natura, no? Della natura umana, credo, poi perdersi un po' nel tempo. Quindi il nuovo è creatore sempre è portatore sempre di cose utili e nuove, quindi utili. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con te, hai un sito internet, qualcosa? Sì, allora, a parte che possono vedere le mie attività che ho svolto in passato, sociali e di solidarietà sociali, e nel sociale le possono vedere per conoscermi, per vedere che cosa ho fatto sul sito lugugnana.com, www.lugugnana.com, oppure mi trovano su Facebook al nome Walter Stabile, con la V semplice, con la V di Verona, e quindi ecco, su questi siti si può vedere qualcosa e capire e sapere qualcosa sulla mia persona. Tu confermi lo slogan dell'anno scorso?
il tuo slogan personale? Sì, praticamente sì, anzi ancora più grinta, ancora più passione, ancora più tenacia, a disposizione dei cittadini per i cittadini, questo sicuramente.